Agrigento oggi a Casa San Filippo nella Valle dei Templi sono stati resi noti i nomi delle 9 eccellenze agrigentine che riceveranno il prestigioso premio Carchinos edizione 2021 in occasione di una cerimonia che si svolgerà sabato 10 luglio alle ore 21 ad ingresso gratuito al Tempio di Giunone. Resi noti anche i nomi dei destinatari di 3 menzioni speciali. Alla conferenza tra gli altri sono stati presenti Carmelo Cantone, direttore artistico e patron del premio Carchinos, Francesco Novara, presidente dell'associazione culturale Antiche Tradizioni Popolari che promuove la Kermesse. Ed ecco l'elenco delle eccellenze agrigentine scelte come vincitori della 5ª edizione del premio Carchinos e che saranno premiate sabato 10 luglio. Imprenditoria Massimiliano Lumia, cinema Leandro Picarella, arte Salvatore Rizzuti, medicina Giovanni Alongi, musica Fausto Savatteri, giornalismo Carmelo Sardo, legalità Marcello Viola, sport Gabriele Di Trapani, premio speciale a Filippo Dispensa. Poi per le menzioni speciali solidarietà Associazione Animalista Aronne, poesia Gloria Riggio, spettacolo Claudia Iacono in arte Ibla. Per lo sport Gabriele Di Trapani, team Luna Rossa, Leandro Picarella per il cinema, Giovanni Alongi per la medicina, Fausto Savatteri per la musica, Massimiliano Lumia per l'imprenditoria, Carmelo Sardo per il giornalismo, Salvatore Rizzuti per l'arte, Marcello Viola per la legalità e premio speciale al prefetto Filippo Dispensa. Una grande giuria di qualità sceglie e noi selezioniamo durante tutto l'anno i vari personaggi, le varie personalità, la giuria li sceglie. Oggi finalmente la 5ª edizione di Carchinos 2021 nasce, viene alla luce. Abbiamo voluto evitare gli eroi della pandemia, gli eroi del Covid, che ovviamente sono stati pluripremiati. Invece abbiamo voluto dare quest'anno un maggiore enfasi alla rinascita, a chi ripropone vita in questo momento che abbiamo bisogno di entusiasmo, di vita, di positività. Carchinos, come ogni anno, ma quest'anno più che mai, ripropone le eccellenze che veramente sono tante. I criteri sono molto semplici, non scegliamo la categoria ma l'uomo che ha eccelso in quest'ultimo periodo, negli ultimi anni. Dopodiché si pongono 10-12 categorie, si propongono 10-12 categorie e si scelgono le 8 dove c'è l'elemento più rappresentativo, quindi il meglio del meglio. In più c'è un ultimo premio, il premio speciale, che è il premio dei premi, è proprio il premio Carchinos per eccellenza, con il quale fornisce esempi di positività alle nuove generazioni. Grazie al Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, quindi all'architetto Sciarratta e anche al patrocinio del Comune di Agrigento, quest'anno possiamo regalare una serata eccezionale fatta non solo di cultura, di proposizioni, ma anche di spettacolo e intrattenimento alla Valle dei Templi. Appuntamento il 10 luglio alle ore 21, l'ingresso è libero fino a esaurimento di posti. Allora, quest'anno i premiati scelti dalla giuria di qualità sono per lo sport Gabriele Di Trapani, team Luna Rossa, Leandro Picarella per il cinema, Giovanni Alongi per la medicina, per la musica Fausto Savatteri, imprenditoria Massimiliano Lumia, per il giornalismo Carmelo Sardo, per l'arte Salvatore Rizzuti, mentre per la legalità Marcello Viola. Il premio speciale va al prefetto Filippo Dispensa. Imprenditore Lumia? Imprenditore Lumia è un manager, di Costa Crociere, che ha rivoluzionato i servizi legati alle crociere, quindi è un agrigentino doc che ha portato una grossa innovazione sia con MSC Crociere che con altre aziende che si occupano di turismo. Abbiamo subito condiviso e accettato e ne siamo onorati di ospitare questa manifestazione che ormai è da anni che premia le eccellenze di questo territorio e che mirano soprattutto non solo alla premiazione ma al riconoscimento di un lavoro che
è utile, utilissima alla crescita culturale di questa area, di questo territorio che ha bisogno di essere nutrito giorno dopo giorno di cultura, perché con la cultura, con la scienza, con l'attaccamento ai valori sani, questa area avrà probabilmente nel futuro una previsione e una riuscita migliore di come sia allo stato attuale.